Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Il procuratore di Castrovillari parla di mezzi insufficienti a fronte di un territorio vasto in cui ha competenza l'ufficio che dirige. La giustizia non ha necessità di tagli, dice, ma di investimenti. Torna l'incubo del futuro per i lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, stabilizzazione a rischio nonostante le assicurazioni dei mesi scorsi, appello del segretario della UIL Biondo a governo e regione. Cosenza è la prima città del sud per qualità dell'edilizia scolastica e dei servizi, il riconoscimento dall'indagine sull'ecosistema scuola di Legambiente. Avrebbero coperto le assenze del comandante della stazione di Ciro e fatto favori in cambio di arance e legna. 6 carabinieri finiti sotto accusa, indaga la procura di Crotone. Un quarantenne è stato arrestato dalla polizia a Corigliano per maltrattamenti in famiglia. L'uomo ha più volte minacciato di morte la moglie. È tutto pronto ad Aprigliano per le giornate pantiane dedicate al poeta dialettale Duarno Panto, al centro dell'iniziativa La lingua e la cultura del Seicento. È stato respinto il ricorso presentato dal Cosenza verso la sentenza del giudice sportivo relativo alla vittoria a tavolino in favore del Verona. Adesso vicenda chiusa. Ben ritrovati dalla redazione del TG10. In primo piano, lo avete sentito, mancano uomini e mezzi per garantire tempi brevi della giustizia. Questo l'allarme lanciato dal procuratore di Castrovillari Eugenio Facciolla, che dice: mi sento solo, la giustizia non necessita di tagli ma di investimenti. Vediamo. È doveroso che la giustizia deve essere rapida, deve essere efficace e deve essere concreta, e noi tutto questo oggi purtroppo non siamo in grado di assicurarlo, perché non abbiamo i mezzi per poter essere rapidi né per poter essere efficaci e concreti molte volte. È il solito refrain che alle nostre latitudini siamo costretti a segnalare da tempo: la crisi di mezzi e uomini della giustizia, che investe anche la procura di Castrovillari. Io ho un ufficio, dovrei avere 10 magistrati, attualmente ne ho 7. Il personale amministrativo è assolutamente insufficiente, perché con 30 persone non si va da nessuna parte, non puoi organizzare i servizi, non puoi gestire l'ordinario, non abbiamo mezzi, ci appoggiamo alle forze dell'ordine che hanno i loro problemi. Allora tutto questo rientra in un contesto più generale e più ampio che meriterebbe forse un'attenta riflessione da parte dei nostri rappresentanti. Purtroppo da 25 anni che io sono un magistrato su questa terra, in questa terra di Calabria, ma non mi pare di aver visto mai segni in positivo. Purtroppo si registrano segnali in negativo. Dal contrasto al fenomeno mafioso sino alle ultime inchieste che suscitano particolare interesse nell'opinione pubblica e che riguardano la morte di Denis Bergamini e la tragedia del Raganello, ma la procura ha competenze in un vasto territorio. Le più vaste d'Italia, ovviamente, che va da nord a sud, da Cariati fino a Rocca Imperiale, attraverso il Pollino, il Parco della Sila, il Parco del Pollino, sono 2 parchi con tantissime problematiche, i boschi, i legnami, gli incendi. Allora voglio dire, questo per fare proprio un esempio. Viviamo con drammatica realtà quello che è il fenomeno delle truffe in danno della regione Calabria e dell'Unione Europea. La Sibarite è una terra straordinariamente ricca, e non si capisce questo. Bisognerebbe intensificare i controlli, dare maggiore efficacia a quello che è il sistema normativo che c'è. La Guardia di Finanza continua a denunciare, noi continuiamo a fare i processi, a rinviare a giudizio le persone, ma la verità è che non facciamo male a nessuno e soprattutto non recuperiamo soldi nelle casse dello Stato. Siamo riusciti in via davvero eccezionale a recuperare quasi 2 milioni di euro in 3 anni che io sono alla Procura di Castrovillari. Con la Guardia di Finanza
attraverso un intervento a tutto campo in giro per l'Italia. Abbiamo sequestrato conti correnti, abbiamo sequestrato società e siamo arrivati quasi alla somma di 2 milioni di euro. Ma se io le dico qual è l'importo di tutto quello che viene frodato alle casse dello Stato, è una minima parte davvero quello che siamo riusciti a fare. Poi il procuratore parla di investimenti da attuare nel comparto giustizia, troppo spesso falcidiato dai tagli. A me a volte capita non so se si ricorda il film Balla coi lupi, no? Mi sento tanto nei panni di Kevin Costner lì su quell'avamposto drammaticamente da solo. Perché purtroppo gli strumenti non ci sono e per giunta, così come nel film, molte volte devi fare a botte anche con i colleghi, con il tuo stesso sistema, perché purtroppo i problemi sono tanti e spesso e volentieri non escono anche fuori dalle aule di giustizia o fuori dai nostri uffici. La pagina del lavoro, stabilizzazione a rischio per i lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità. L'appello del segretario della UIL Biondo a Governo e Regione, soluzioni urgenti, dice, per i precari calabresi. Gianluca Pasqua. Gli anni passano, ma le vertenze calabresi sono sempre le stesse. La vicenda degli ex LSU e LPU si trascina ormai da troppo tempo e 4.500 persone vivono nel limbo della precarietà, nonostante abbiano maturato il diritto alla stabilizzazione. Migliaia di persone appese al filo della disponibilità di risorse statali e regionali che di anno in anno devono essere confermate. I sindacati chiedono che la questione venga affrontata con urgenza. Questi lavoratori hanno innanzitutto il diritto di essere stabilizzati presso i comuni dove svolgono un lavoro importante da diversi anni e quindi hanno già in sé maturato un diritto alla stabilizzazione. È chiaro che questo deve essere fatto in un percorso, che dia anche efficienza al lavoro che loro hanno svolto per i cittadini calabresi in questi anni. Quindi il punto è che bisogna assolutamente arrivare ad una legge regionale che era stata garantita dal governo Oliverio per far sì che questi lavoratori possano essere distribuiti laddove è necessario per svolgere in maniera continuativa la loro attività. Santo Biondo, riferendosi alle strategie del governo in carica, evidenzia una situazione che ritiene paradossale. Si parla di reddito cittadinanza che poi può sfociare in attività e lavori socialmente utili da parte dei beneficiari del reddito in cambio appunto del trattamento del sussidio economico. In Calabria sarebbe veramente paradossale creare altri lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità senza che si proceda alla sacrosanta stabilizzazione di questi lavoratori. Ministero del Lavoro e Regione dovranno contribuire, ognuno per la propria parte, a dare continuità al progetto di stabilizzazione dei precari. Le risorse necessarie ammontano a circa 90 milioni annui. I sindacati sperano di ottenere quanto richiesto senza dover ricorrere alla mobilitazione. Bisogna muoversi, il disegno di legge di bilancio passerà il suo iter parlamentare e in quell'occasione credo che sia importante il ruolo che la deputazione parlamentare calabrese può svolgere affinché venga inserito un emendamento alla legge di bilancio. Noi opereremo come abbiamo fatto in questi anni come sindacato sia sul territorio che sul livello nazionale. Non vorremmo arrivare alla piazza, ma non la escludiamo. Il prefetto di Reggio Calabria ha disposto la commissione d'accesso nei comuni di Palizzi e Sinopoli. Vediamo. Alla lunga lista dei comuni calabresi, in particolare nel Reggino, che sono stati sciolti per infiltrazioni mafiose, si aggiunge ora, accodandosi nella prima fase, quello di Sinopoli. Prima fase perché lo scioglimento non è ancora avvenuto, ma il prefetto di Reggio Calabria, Michele Di Bari, ha inviato nel comune pianigiano, collocato nella fascia preaspromontana, la commissione d'accesso, al fine, si legge nel documento prefettizio, di compiere accertamenti ed approfondimenti per verificare l'eventuale sussistenza di forme di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso. Le ultime inchieste della DDA di Reggio Calabria hanno messo sotto i riflettori l'influenza della Cos Calvaro di Sinopoli, allargatasi a macchia d'olio partendo dal piccolo centro aspromontano fino a diversi paesi dell'entroterra della Piana e della provincia reggina. Ricordiamo l'arresto clamoroso del sindaco di Delianova, Franco Rossi, avvenuto qualche settimana fa, coinvolto nell'operazione Iris. Infatti per la DDA di Reggio Calabria non c'era dubbio, l'allora vice sindaco del comune era il referente politico della Cos Calvaro
Faro di Sinopoli, in seno al comune di Delianova. Eletto con i voti della mafia, è collocato nella carica pubblica dalla 'ndrangheta per farne gli interessi. A Rossi, oramai ex sindaco, gli viene contestato la partecipazione alla cosca di Sinopoli e non un ruolo di concorrente esterno. È dunque plausibile ritenere che l'invio della commissione d'accesso nel comune di Sinopoli punti a chiarire eventuali infiltrazioni nell'ente. Commissione d'accesso inviata dal prefetto di Bari anche nel comune ionico di Palizzi, dove nel luglio scorso il sindaco Arturo Walter Scerbo è finito agli arresti domiciliari con gravi accuse, tra cui il peculato, la concussione, la corruzione e l'induzione indebita, falsità ideologica, tentata truffa ai danni dello Stato. 6 carabinieri in servizio a Cirò indagati dalla Procura di Crotone per falso, truffa, corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio e peculato. Secondo le accuse avrebbero accettato regali come cassette d'arance o legna da ardere in cambio di favori. Già scattati i trasferimenti. Sentiamo. Favori in cambio di regali. Nei guai sono finiti 6 carabinieri in servizio nella stazione dell'Arma di Cirò. Falso, truffa, corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio e peculato sono le accuse contestate a vario titolo ai 6 militari dalla Procura della Repubblica di Crotone. Tra gli indagati un maresciallo, 2 appuntati e un militare scelto che avrebbero accettato regali come cassette di arance e carichi di legna da ardere in cambio di favori fatti ad alcune persone del luogo. Una fitta serie di capi di imputazione vengono contestati ai carabinieri finiti nell'inchiesta. I militari avrebbero coperto il comandante assente o in ritardo e ancora avrebbero attestato falsamente di essere in servizio quando invece erano a casa oppure al ristorante. Avrebbero inoltre fatto figurare falsamente l'avvenuto controllo di persone sottoposte a misure di prevenzione. In cambio di regali avrebbero chiuso un occhio su alcuni reati nel redigere le informazioni per il rilascio del porto d'armi. Si sarebbero inoltre, sempre secondo le accuse, appropriati di fuochi d'artificio sequestrati. Le accuse sono elencate in un avviso di conclusione delle indagini firmato dal sostituto procuratore della Repubblica di Crotone che ha portato avanti l'inchiesta sui militari. Intanto l'Arma ha già avviato i provvedimenti del caso, trasferendo il maresciallo e alcuni indagati presso altre sedi. Ci spostiamo a Tropea, siamo nel Vibonese per il cambio ai vertici della Compagnia dei Carabinieri. Vediamo. Il maggiore Dario Solito lascia il comando della compagnia di Tropea. Giunto il 20 dicembre 2016 se ne va al termine di un'ultima stagione vissuta pericolosamente. La sua zona di competenza infatti negli ultimi mesi è stata contrassegnata da ben 6 omicidi e 3 tentati omicidi, alcuni tra i più efferati. Basti pensare all'autobomba di Limbadi che uccise Matteo Vinci o l'assassinio dell'immigrato maliano Somalia Sacco a San Calogero, la serie di omicidi a Nicotera, culminati con il delitto consumatosi in spiaggia in pieno giorno qualche giorno prima di Ferragosto. Insomma, si chiude per il maggiore Solito una stagione professionale particolarmente intensa. Sicuramente è stato un periodo molto particolare, molto ricco di situazioni professionali che sicuramente hanno inciso in maniera assolutamente positiva anche su quella che è la mia esperienza professionale. Era un territorio particolare perché cambiava veste secondo le stagioni, la presenza di un forte flusso turistico cambiava la fisionomia della zona. Sì, sicuramente il territorio nel periodo estivo, oltre a tutte le altre emergenze ed esigenze, aveva sicuramente quella di un notevole afflusso turistico che aumentava tutti gli indici sia riguardante la circolazione stradale che poi anche per quanto riguarda tutte le attività repressive e preventive. Cosa lascia e cosa si porta? Lascio sicuramente tutta una serie di ricordi, di rapporti umani che sono stati stretti nel territorio e porterò sicuramente tutto questo in quello che è le mie prossime esperienze professionali. Mi occuperò di polizia militare per il conto di Stato Maggiore Esercito, andrò a Roma, alla caserma del Cecchignola, dove appunto c'è la città militare dell'esercito e praticamente io sarò il comandante della sezione di polizia militare del comando di formazione, specializzazione e dottrina dell'esercito. A Cosenza adesso, dove è stata inaugurata la mostra La Grande Guerra, ad inaugurare proprio questa mostra presso la caserma dei Carabinieri Paolo Grippo il generale di brigata Vincenzo Paticchio. Vediamo. Una mostra per
continuare a mantenere saldo il legame con le nostre origini. Una mostra voluta per significare che ciò che oggi siamo è grazie al sacrificio di tantissimi, che non solo non vanno dimenticati, ma dei quali va recuperato lo spirito, il servizio allo Stato e alla patria. Io credo che non bisogna banalizzare ciò che si ha, ciò che si possiede, è tutto il risultato di un sacrificio, è tutto il risultato di uno sforzo, è tutto il risultato di un dono che abbiamo ricevuto e che abbiamo il dovere di onorare sempre, quale che sia la nostra interpretazione della vita e del sociale che abbiamo. Mi piace sottolineare in questa circostanza che in Calabria percentualmente la Regione ha avuto il terzo livello di gratificazione per ciò che riguarda gli atti di eroismo, con ben 14 medaglie d'oro al valor militare alla memoria, un tributo di sangue altamente importante, nonostante in quegli anni si tendesse di più a sottolineare l'apporto di chi proveniva dalle regioni del nord, che erano più direttamente implicate nel conflitto con gli austro-ungarici. In manette a Corigliano Rossano un quarantenne che avrebbe più volte minacciato di morte la moglie. Vediamo. Quando gli agenti del commissariato di Corigliano Rossano sono intervenuti in soccorso di una donna che aveva contattato il 113 per chiedere aiuto, hanno sorpreso il marito, un cittadino marocchino di 40 anni, mentre cercava di sfondare il portone dell'ingresso dell'abitazione dei suoceri, dove la coniuge aveva cercato riparo. La donna, interrotta la convivenza, aveva scelto di dimorare dai propri genitori ed è lì che l'uomo l'ha cercata. Alla vista degli agenti, il quarantenne ha cercato di allontanarli, minacciandoli di morte e agitando lo stesso palo di metallo con cui stava tentando di forzare l'ingresso della casa. Mentre la moglie continuava ad urlare dal balcone chiedendo aiuto, il marocchino ha lanciato il palo colpendo gli agenti, che sono riusciti comunque a immobilizzarlo e a manettarlo. Il quarantenne è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale. La moglie lo ha denunciato raccontando di altri episodi di violenza avvenuti in passato. Le altre notizie di cronaca nelle nostre brevi. Il prefetto di Reggio Calabria, Michele Di Bari, ha confermato la sospensione dalla carica di sindaco di Mimmo Lucano. Il provvedimento si collega alla decisione con la quale il Tribunale del riesame della città dello Stretto ha revocato i domiciliari al primo cittadino, disponendo al contempo il divieto di dimora a Riace. Intanto Lucano ha fatto sapere di accettare l'invito del sindaco di Napoli, De Magistris, che ieri si era detto pronto ad ospitarlo. Trovato un bidone sospetto questa mattina sulla spiaggia di Roccelletta di Borgia nel Catanzarese. Ad allertare i vigili del fuoco la Capitaneria di Porto. Dai controlli effettuati esclusa la presenza di sostanze radioattive, chimiche, tossiche o nocive. Identificato dagli agenti di polizia a Cosenza grazie alle telecamere di sorveglianza, il 23enne ritenuto autore di diversi scippi nella città dei Bruzzi, l'ultimo avvenuto domenica scorsa ai danni di una 32enne. Il giovane è stato denunciato. Due fratelli sono finiti in manette a Girifalco nel Catanzarese. I carabinieri, nel corso di un servizio di controllo, hanno trovato in casa 400 grammi di marijuana e 500 euro in contanti, un bilancino di precisione. Il materiale è stato sequestrato. Cosenza è la prima città del sud per qualità dell'edilizia scolastica e dei servizi. Il riconoscimento è giunto dall'indagine sull'ecosistema scuola di Legambiente. Vediamo. L'indagine di Legambiente Ecosistema Scuole su qualità dei servizi, sicurezza e controlli degli edifici, investimenti per i progetti educativi, presentato oggi a Napoli, evidenzia sempre maggiori sperequazioni tra i territori. Bolzano e Trento prime, in coda invece le città del meridione. Migliore invece la situazione a Cosenza, che è la prima città del sud come qualità dell'edilizia scolastica e dei servizi. La città dei Bruzzi si colloca infatti al 17° posto in Italia con una percentuale del 75-78%, compiendo un balzo
basso rispetto allo scorso anno, quando si trovava in 59esima posizione. Gli indicatori di Legambiente fanno riferimento tra l'altro ad interventi strutturali sugli edifici scolastici, alla manutenzione e alle spese stanziate nell'ultimo quinquennio all'energia pulita. Nel rapporto si legge che un mix di programmazione, di investimenti costanti e di innovazione è mancato soprattutto alle regioni del sud Italia e delle isole, le cui città capoluogo sono tutte dopo la 36esima posizione in graduatoria, ad eccezione di Cosenza, che come dicevamo si colloca al 17esimo posto, con Reggio Calabria, Palermo, Latina, Foggia e Messina che chiudono invece la classifica. Sempre Legambiente evidenzia che non sono mancate le spinte in avanti anche in queste aree del paese, come Cosenza, che oggi ha tutte le scuole con certificazioni richieste grazie ad un abile reperimento di fondi regionali e nazionali. Un risultato, commenta il sindaco Occhiuto, che dimostra che anche nel sud si può cambiare, portando avanti un lavoro serio e continuo con un'attenzione concreta verso il mondo dell'infanzia. Tutto pronto ad Aprigliano, quindi restiamo nel Cosentino per le giornate pantiane dedicate al poeta dialettale Don Upantu. Vediamo. Aprigliano, uno dei comuni più estesi della Sila Cosentina, dal 19 al 21 ottobre celebrerà uno dei suoi cittadini più illustri, Don Upantu. Continua per il terzo anno il percorso artistico-culturale delle giornate pantiane, un evento ormai storicizzato, fortemente voluto dall'amministrazione comunale. Abbiamo voluto queste giornate pantiane perché riteniamo che Aprigliano abbia come originalità, come caratteristica questo cenacolo di questi poeti che dal Seicento aleggiano ancora come spirito ai giorni nostri. C'è gente che scrive, che ama scrivere, fare ricerca sui vari ambiti della filologia, ma che poi è antropologia, l'uomo che cresce, l'uomo che muta, ogni volta con delle sfaccettature nuove. Saranno tante le iniziative messe in campo, tutte volte ad esplorare l'antica lingua del cenacolo apriglianese del Seicento, ma soprattutto portarla all'attenzione delle giovani generazioni, anche attraverso nuove forme di comunicazione. Avremo l'incontro con i ragazzi in virtù del fatto che ci sarà il museo virtuale a breve che verrà posizionato nella biblioteca. L'idea è stata quella proprio di creare uno spazio culturale, uno spazio didattico, uno spazio dove i ragazzi possono conoscere la storia in maniera diversa di come l'abbiamo conosciuta noi, proprio del nostro poeta illustre Don Upantu. Saranno dunque 3 giornate molto intense e costruttive che riserveranno anche tante sorprese e piacevoli novità. La Regione ha stanziato fondi notevoli per la ristrutturazione dei borghi. Anche questa pista si inserisce in questo grosso progetto, il progetto del nostro borgo, quindi di ristrutturazione, che appunto parte con una piazza ristrutturata, con un museo all'interno, con una biblioteca, si chiama appunto Borgo Don Upantu. Noi vogliamo caratterizzare Aprigliano come il borgo di Don Upantu. L''ndrangheta e i poteri forti, la politica e gli intrecci con la massoneria. Si è discusso di questo all'Università della Calabria nell'aula magna, la presenza del caporedattore di Gazzetta del Sud, Arcangelo Badolati, che ha presentato il suo nuovo libro dal titolo Santisti Endrine. Vediamo. L''ndrangheta e i poteri occulti al centro di un convegno all'Unicale, il fenomeno criminale che si insinua nell'economia del profitto attraverso le logge massoniche e la politica, ripercorrendo le varie fasi, dalla mafia rurale e primitiva processata e condannata dalle inchieste di Falcone e Borsellino a quella contemporanea più viva e potente, passando per le forme di corruzione e delineando il ruolo della Chiesa fra luci e ombre. La Chiesa ha sempre combattuto l''ndrangheta perché è incompatibile, no? Ha una tradizione. In questo senso io ho ricordato la figura di Monsignor Lanza che cacciò dal trasporto della vara di Reggio Calabria in tempi lontanissimi la cosiddetta mafia dei pescatori. Hai esempi di sacerdoti che sono morti anche nell'800 per avere denunciato i responsabili di crimini, a tanti parroci che non sono famosi ma che fanno un grande lavoro nei paesi, aiutano i ragazzi a stare lontano dalla violenza, a stare vicino al bene. Certamente ha avuto uno scatto in avanti dopo la visita di Jorge Bergoglio, quando scomunicò ufficialmente i mafiosi. C'è una Chiesa nuova oggi, del terzo millennio, molto più protagonista, militante, contro la mafia, la subcultura mafiosa, le mafiosità in generale. Ci sono state in passato delle ombre, io credo che adesso queste ombre siano state completamente scacciate dal mondo della religione cattolica.
Ma nel nuovo libro del caporedattore della Gazzetta del Sud, Arcangelo Badolati, Santisti Endrine, narcos, massoni deviati e killer a contratto, anche il ruolo delle donne, che in passato subivano silenti il volere dei mariti e oggi si ribellano denunciando e cercando a tutti i costi di salvare i figli dalle grinfie d'un destino segnato. Abbiamo assistito a molte donne che hanno scritto al presidente del Tribunale dei minorenni di Reggio Calabria, Roberto Di Bella, chiedendo che i loro figli fossero affidati ad altre famiglie, perché le mamme sono mamme, non possono pensare che un figlio possa uscire da casa e non tornare più, non torna più perché può essere ucciso, non torna più perché può essere arrestato. Una mamma vuole per il figlio una vita migliore e quando si accorge che le cose vanno male naturalmente cerca una via di scampo. Ricordo la storia di una donna di San Ferdinando che denunciò come il marito portasse il figlio di 11 anni a partecipare al confezionamento delle droghe, alla gestione clandestina delle armi. Quella stessa mamma poi denunciò il marito, insomma, e salvò il figlio, quindi anche qui stanno cambiando molte cose. Lo sport, cominciamo con una notizia di calcio giocato, la vittoria del Rende per 2-1 a Siracusa. E la seconda notizia invece riguarda il Cosenza, il secondo collegio della Corte Sportiva d'Appello. Nella riunione tenutasi oggi ha respinto il ricorso proposto dal Cosenza Calcio contro la delibera del giudice sportivo che aveva sanzionato la società rossoblù con la sconfitta a tavolino nella gara con l'Hellas Verona del 1° settembre scorso. La partita non venne disputata per l'impraticabilità del campo decretata dal direttore di gara. Nei prossimi giorni la Corte Sportiva d'Appello renderà note le motivazioni che hanno portato a confermare la decisione del giudice sportivo. E noi chiudiamo con le previsioni del tempo. L'instabilità che da giorni interessa in modo particolare le zone ioniche tenderà a placarsi nelle prossime ore, lasciando spazio ad ampi rasserenamenti. Domani sereno poco nuvoloso ovunque, possibilità di annuvolamenti con brevi ed isolati piovaschi ancora sulla Sila. Vediamo ora le mappe di mari e venti. Domani mari poco mossi o mossi, eccetto il settore ionico meridionale che risulterà molto mosso, venti ancora da quadranti orientali. Per ulteriori dettagli consultate il sito meteoincalabria.it. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, grazie in regia Michele Cava e messo in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.